Buonasera a tutti, io direi che possiamo iniziare, sul quarto d'ora è passato, abbiamo dato la possibilità ai ritardatari di arrivare. Intanto buonasera, io mi presento, sono Margherita Mantovani e vi porto saluto stasera in veste di presidente dell'Auser provinciale di Rovigo e sono socia anche dell'Auser del Tagliano, le due associazioni che hanno promosso questa serata. Per chi non conoscesse Auser, è un'associazione di volontariato che si occupa principalmente di servizi di aiuto alle persone anziane in difficoltà, ma che promuove anche momenti di aggregazione ricreativa e culturale proprio come quello di stasera. Importante è lo stare assieme, soprattutto dopo il periodo che abbiamo trascorso, che non è ancora finito. È importante valorizzare le persone e combattere la solitudine e noi ci stiamo preoccupando in questo momento proprio di organizzare dei momenti di aggregazione. Ringraziamo l'amministrazione comunale che è presente stasera con il sindaco Luisa Beltrame, il vice sindaco Laura Modena, l'assessore Martina, un trio di donne, che ci è sempre vicino in tutte le attività che facciamo e che ci ha messo a disposizione questa sala. Il libro che presentiamo stasera è di Anna Volpe, una raccolta di poesie del titolo Anima e versi. Ad accompagnarci e ad entrare dentro questo libro e presentarlo abbiamo l'onore di avere con noi Diego Crivellari, professore e insegnante alle scuole superiori, storico, scrittore, è stato deputato e presidente del CUR, un percorso di vita importante che lo ha visto impegnarsi continuamente e intensamente per migliorare la qualità di vita dei cittadini polesani, soprattutto in tutti gli aspetti, soprattutto quelli culturali. E poi c'è l'autrice Anna Volpe, che molti conoscono come la corrispondente storica del quotidiano La Voce di Rovigo. Lei è nata a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, si è trasferita a Taglio di Po in giovane età, ha sempre insegnato latino e greco, penso a metà della popolazione studentesca del Delta, il greco che è la sua passione. Si è ben inserita nella nostra comunità, ma ha sempre tenuto molto stretto rapporto con la sua terra. È una donna dal cuore tenero, intriso di straordinaria sensibilità, tenace, irremovibile su alcuni principi e valori. Ha scelto di mettersi a nudo in questo libro che è il percorso emozionale della sua vita, una vita non certo facile. Straordinario e viscerale il rapporto col mare, col fiume, con l'acqua, nel suo movimento di andirivieni che accompagna un po' tutti i momenti cruciali della sua vita. Qualcuno ha definito queste poesie d'acqua. Allora, io passo la parola al sindaco Luisa Beltrame, che ci porta il saluto. Grazie, benvenuta ad Anna Volpe e benvenuta a Diego Crivellari. Grazie all'Auser del Tagliano e all'Auser provinciale per aver organizzato questa serata culturale e aver portato anche ad Ariano Anna Volpe finalmente, insomma, ci fa sicuramente molto piacere. Anima e versi, a presentarci questo libro, un libro dal titolo sicuramente impegnativo. Un titolo impegnativo, ma è un libro che parla quindi di se stessa, un libro autobiografico e che l'autrice, nel quale l'autrice racconta se stessa in maniera molto serena, mi viene da dire. E non è semplice, non è scontato perché non siamo abituati e portati a parlare tanto liberamente di noi stessi, forse per quasi un timore di, non lo so, di essere sottoposti al vaglio e al giudizio un po' degli altri, che un po' certe volte ci spaventa. Però invece in questo libro l'autrice si racconta, effettivamente si racconta veramente se stessa. Mi ha impressionato e molto positivamente, tra le tante altre cose, anche questo legame che ha veramente mantenuto con la sua terra, un legame molto profondo e intenso che ancora manifesta. Ecco, è veramente molto bello questa sensazione che traspira leggendo. Ecco, credo che quello che noi siamo oggi nel nostro presente sia sicuramente il frutto dei nostri vissuti
dei nostri trascorsi, dei nostri amori, delle nostre gioie, dei nostri dolori, della fatica, tutto quello insomma che la vita ci porta, però riuscire ecco anche a raccontarlo e a raccontarlo in versi è sicuramente una dote, un dono, una capacità e una preparazione, ma è anche un bel dono che viene fatto a chi raccoglie e a chi racconta. Quindi veramente grazie per questo dono, grazie molte. E adesso la parola appunto a Diego Crivellari che ci porterà a fare un viaggio dentro questo libro. Grazie. Buonasera a tutti. Io avevo scritto anche alcune cose che Anna conosce già, però non volevo ripetere, quindi non devo dire delle altre cose intanto ringraziando l'amministrazione, Auser e soprattutto insomma, l'autrice che mi ha chiesto ancora di presentare questo libro di poesia. Insomma. Il titolo Anima e versi racchiude già molto. Ecco. Io l'altra volta quando ho presentato Voglio un po' il libro con Anna, sono un po' perso in un gioco di parole dicendo sono versi con un'anima, che è un gioco di parole un po' facile forse direte voi, ma è così insomma. Quindi il primo invito, ecco, la prima cosa che possiamo dire è che io spero che questa sera andremo a leggere, rileggere queste poesie, perché la poesia è una cosa così, cioè bisogna come dire ascoltarla, prestarsi, c'è poco da fare, no? Chi insegna o chi è studente, ha esperienza di queste cose, oggi magari prende in mano un'antologia qualsiasi, vede che c'è uno spazio della poesia lavandare, che ne so, di Pascoli così, e poi uno sterminato apparato di note, spiegazioni. Ecco. Io ho l'impressione molto spesso, proprio anche come insegnante, che più note, più spiegazioni poni rispetto alla poesia e più allontani il senso e soprattutto più allontani il, scusate la parola, piacere che invece dovremmo provare quando ci avviciniamo a versi come questi. E quindi la speranza insomma, che una serata come questa possa servirci a, non dico a riconciliarci tu con la poesia, che è un argomento veramente sterminato e troppo grande evidentemente anche per le mie capacità, ma sicuramente almeno mi piacerebbe portarvi ecco, ad apprezzare, ascoltare, a prestare ecco, l'orecchio a queste parole che poi andremo evidentemente ad ascoltare. Tra le cose che non ho detto, per esempio, a taglio di po', c'è anche un altro elemento che mi interessa, mi intriga, mi affascina molto. Diceva prima Marinella Mantovani, sono poesie d'acqua legate all'acqua, legate al mare, ecco. Sono poesie, io le definirei anche meridiane o mediterranee. C'è un continuo, diciamo, scambio e dialogo tra differenti sponde di quello che i romani chiamavano Mare Nostrum. C'è sicuramente quel legame che ricordava anche la sindaca Luisa con la sua terra d'origine, bellissima peraltro, la Campania, Cava dei Terreni, eccetera, che magari qua non è molto noto, ma sono anche paesaggi che per molto tempo hanno fatto parte ecco, del viaggio in Italia di intere generazioni di europei. Ecco. Ma c'è un legame che poi ha portato lei nella sua biografia, ma anche i suoi versi, la sua poesia ad approdare verso altri lidi, altre sponde di questa larga famiglia mediterranea. E quindi c'è sicuramente il delta del Po, che noi solitamente non siamo abituati a pensare come Mediterraneo, ma lo è, e poi anche questo richiamo, questo legame con l'altra sponda invece istriana, con fiume, eccetera. Quindi diciamo che c'è anche una poesia che è particolarmente legata ecco, al paesaggio che evidentemente diventa poi specchio, riflesso di stati d'animo, di pensieri, di legami con persone, con affetti e con cose. Poi ecco, io l'ho definita anche come la poesia di una parola trasparente perché musicale, perché apparentemente comprensibile, ma in realtà comprensibile almeno alla prima lettura, ma profonda, perché poi richiede appunto di prestare
l'orecchio e anche i sensi a un ascolto, diciamo, che non sia totalmente così facile e abbandonato, ma che si misuri invece anche con la possibilità e capacità nostra di prestare una vera attenzione a queste parole. Quindi c'è sicuramente una parola trasparente, una parola musicale, c'è il rimando anche di autori sicuramente letti, sicuramente amati. Io ho avuto modo anche già di citarne un paio: Catullo, appartenente alla poesia classica, Giacomo Leopardi, che Anna ricorda come poeta anche della Ginestra Vesuviana in una sua poesia bellissima di questa raccolta. Però un altro pregio, ecco, e un altro merito di questa raccolta diversi è che sono, come dire, riferimenti che, al contrario di quanto avviene per tanta nostra tradizione letteraria e poetica, non vengono esibiti in maniera muscolare, ma sono, come dire, assorbiti e restituiti, insomma, con quella trasparenza che è delle persone realmente, diciamo, colte e capaci di restituire in poesia emozioni, flussi di emozioni, eccetera. Quindi il paesaggio, il legame con la biografia, con una cultura, diciamo, viva, sicuramente interessante. E l'altra cosa molto bella e molto interessante è che io qua apro un po' una parentesi anche più personale, perché le prime poesie di Anna che ho letto sono state poesie nella sua, diciamo, lingua, nel dialetto campano, che a me sono piaciute tantissimo. Ecco, in questa raccolta, in questa siloge troverete sia, ovviamente la maggior parte sono poesie in lingua italiana, ma anche poesie di quella lingua che appartiene alla sua terra di origine. Anche questo è un segnale di profondità, di maturità e di interesse anche per noi, ed è anche un modo in più per legarci, no, all'ascolto di questa lingua che magari non c'è così totalmente sconosciuta, ma comunque affascinante, perché magari alle volte ci prestiamo ad ascoltare questa musicalità prima ancora di capire il significato della singola parola. E anche questo, insomma, aiuta poi sicuramente ad apprezzare una raccolta di versi come questa. Ecco. Quindi questo legame col paesaggio mediterraneo, questo continuo rimando tra Tirreno e Adriatico, è una poesia, lo hanno scritto anche coloro che sono poi intervenuti a presentare nella raccolta, insomma, le varie sezioni della silloge. È una poesia di sensi, di sentimenti, di passione, ecco, che non è mai interamente perfettamente trattenuta. Su questo mi trovo d'accordo anche provo a inserirmi anche in quello che diceva anche la sindaca alla fine, dicendo che oggi per noi accostarci alla poesia è quasi più complicato forse rispetto a qualche anno, qualche generazione fa, no? Perché c'è quasi la sensazione che la poesia sia una sorta di esibizione o di mettersi a nudo, e in questo c'è sicuramente del vero, però noi oggi siamo abituati a vivere in una società, in un mondo in cui siamo perennemente presenti, no? Pensiamo soltanto a come siamo quasi tutti ormai schiavizzati dal telefonino, dai media, dall'essere perennemente raggiungibili sui social, e quindi siamo costretti in qualche modo a esibire costantemente noi stessi. La poesia invece è un tipo di esibizione contraria rispetto a questo, perché è una dimensione che ti obbliga invece a renderti nella tua verità, nella tua nudità di persona, cioè non puoi mentire, o meglio, puoi mentire, ma le poesie false non serve essere un critico letterario, uno studioso per riconoscere subito a una prima lettura. Quindi l'altra cosa che voglio dirvi di questa raccolta è che sono invece poesie intimamente collegate a una verità, e la cosa bella è che in questi casi, ecco, ci si può accostare senza essere grandi lettori, senza essere grandi studiosi, semplicemente, ripeto, prestando orecchio, occhi e sensi in generale a questa poesia. Ed è questo alla fine il discrimine, il crinale che distingue un buon libro, un bel libro da qualcosa che possiamo tralasciare. Il farsi leggere, il farsi istintivamente anche apprezzare, ed è per questo, insomma, che mi ha fatto particolarmente
piacere poter entrare nel mondo poetico di Anna, leggerla in lingua anche nel suo bellissimo dialetto e prendere parte anche in questa presentazione a questa sorta di itinerario che accompagna le diverse sezioni di questa raccolta. Poi non so se avremo tempo anche di fare qualche domanda, se non è, come dire, troppo imbarazzante o mettersi a nudo ancora di più, no? Perché sicuramente leggendo queste poesie scoprirete che c'è anche un itinerario di esperienze, di biografia appunto, che appartiene sicuramente anche all'autrice, fino a che punto ce lo dirà lei, ecco. Però noi siamo abituati, ecco, per reminiscenze scolastiche, no, a pensare a Dante o a uscire e rivedere le stelle, ecco. Mi sto ancora chiedendo dopo 2 anni se alla fine di questa raccolta c'è un rivedere le stelle oppure invece c'è un percorso più, come dire, intimo, difficile, profondo e quindi che non ha ancora trovato, diciamo, un suo compimento finale. E questo magari il compimento potrebbe essere o una raccolta ulteriore o qualcosa che ci dici tu, oppure, come dire, se ho sbagliato pacchettami pure perché ne hai la facoltà, insomma, perché io so un po' di latino, non so il greco, perché è la parte dell'incolto questa sera. Non accade sempre, ma questa sera. E quindi, come dire, io l'ho detto, una poesia di foesaggio, una poesia trasparente e profonda, una poesia con reminiscenze, scusate, riferimenti culturali veri e profondi di chi la poesia l'ha letta e l'ha in qualche modo assorbita, una poesia vera, che forse è, come dire, l'osservazione, il complimento migliore che posso fare quando ho a che fare con un libro di poesie. Perché alla fine, citiamo qua Pascoli, dopo più di 100 anni è ancora vero per noi in qualche modo, se avvertiamo la profondità, avvertiamo che non è poesia buttata al di là della bravura stilistica e della genialità, insomma, ma perché la sentiamo in qualche misura ancora come no? A me capita così, poi se qualcuno odia Pascoli magari può alzarsi e dire i motivi e siamo anche pronti al contraddittorio, ma evidentemente c'è qualcosa che ci lega, che ci spinge, che ci fa capire che insieme e dietro questa musicalità c'è sicuramente qualcosa di profondo, intenso e umano, ed ecco che incontriamo ancora Pascoli, nonostante magari poco ci possa interessare del nido, della sorella, delle ranelle, eccetera, però scavando, diciamo, quella che è una sorta di patina, crosta, eccetera, riconosciamo la grande poesia. Apro una parentesi, poi spesso questa grande poesia, purtroppo tocca dirlo, è in qualche modo nascosta o la scuola fa di tutto per non fartela apprezzare, no? E lo stesso vale anche quando si accompagna la poesia alla cosiddetta esegesi, analisi, spiegazione. Quindi ecco che noi oggi siamo legati a un'immagine, per esempio, del Pascoli stucchevole, no? Della persona, no? Oggi si direbbe sfigata, delle sorelle, di questa sorta poi di maniacale, no? Attenzione, quando invece Pascoli è stato, dicono fortunatamente i critici un po' più giovani e contemporanei, il nostro poeta maledetto, è stato un socialista, un anarchico, una persona di passioni, una persona bella anche se lo vedi da giovane, quindi non si dice mai invece che è morto sostanzialmente ucciso dal vino, quindi anche qua c'è una sorta di gara, no? A edulcorare, a nascondere, a non dire che la poesia è anche un oggetto pericoloso, insomma, perché più è profondo più ti costringe a metterti a nudo e a metterti in gioco fino in fondo. Uno può dire no, io scrivo un romanzo storico di 1000 pagine, quindi ci metto dentro una parte di me, ma ci metto dentro l'invenzione, lo studio, mi nascondo, mi velo, mi rivelo, eccetera. Nella poesia è, come dire, molto più complicato, perché anche quando usi il correlativo oggettivo e quando presenti e parli di un paesaggio, il lettore però entra immediatamente nel tuo mondo interiore. E questa è una sfida non da poco. Anch'io ho scritto poesia in passato, fortunatamente quello che ho scritto è quasi tutto sepolto, ma non è un caso che da 22-23 anni che avevo non riesce più, ho scritto saggi, cioè, tante cose perché mi piace, lo faccio, cerco di farlo nella maniera migliore che mi riesce,
ma la poesia alla fine o viene o non viene. In questo caso è venuta, ci arriva ancora e ci arriva al cuore perché passa dal cervello, magari non so se prima o dopo, ma sicuramente arriva al cuore. E a me è arrivata al cuore, spero anche a voi. Bene, adesso è arrivato il momento per sentire le poesie. Io mi svesto un po' dal ruolo più istituzionale assieme a Roberto. Cerchiamo di accompagnare Anna nella lettura. Ci ha chiesto se come amici l'aiutiamo, invece cerchiamo di fare del nostro meglio. Non siamo dei professionisti, va bene, quindi siamo degli amici che si sono prestati. Come già detto, il libro ripercorre un percorso interiore densissimo, costellato da eventi dolorosi e drammatici, di emozioni squassanti, di sogni e di speranze, di sussulti e nostalgie. E questo percorso è stato suddiviso nel libro in 4 grandi aree tematiche che ci aiutano a comprendere meglio la personalità, ma proprio il percorso di vita di Anna. Iniziamo dalla prima. La prima è radici. Radici sono quelle che ancora oggi fortemente legano Anna al suo paese, Cava dei Tirreni, paese che non ha mai dimenticato e che porta sempre nel cuore con un gran senso di nostalgia, una forte nostalgia. Nostalgia, il dolore del ritorno. Nostalgia dei ricordi, degli affetti, dei cari. Nostalgia è un sentimento che ti fa pensare che il passato sia più bello del presente. Radici sono quelle che legano Anna al mare, ma attenzione, non un mare qualunque, qui il mare è il Tirreno, che diventa lo scrigno dei ricordi e delle speranze, soprattutto di quelle non realizzate, di quelle che non si sono potute o sapute vivere. Ascolteremo un po' di terra mia, il mio paese, sul Tirreno. Un po' di terra mia è un dono offerto alla sua terra, ma anche a questa terra. Nasce dal profondo amore che la lega alla sua e la presenza della madre nella parte centrale della poesia non è altro che la sottolineatura di questo legame, che non si spezza mai nonostante la lontananza e il trascorrere di tempo. Giocando però nel titolo con le parole, un po' di terra mia, il po' inteso come poco, ma il po' anche inteso come il grande fiume che ci scorre vicino. Anna ha scelto di avere un compagno di viaggio, un compagno che l'ha accompagnata da sempre, segnando tutti i momenti della sua vita. Sono legati entrambi per l'amore della propria terra, una terra condivisa. È il cantautore napoletano Pino Daniele, uno degli amori o delle passioni di Anna che lei ha seguito dappertutto, anche fino all'ultimo saluto, e che ha voluto stasera vicino a sé. Com'è triste, come amare, sta sott'ate, guardare tutte cose, tutte parole che niente possono fare. Si macina la città che non poche libertà, che sta terra, che sta cielo, un giorno mi darà. Terra mia, terra mia. Un po' di terra mia. So già assai di 30 anni, che sto lontano da casa mia. Me niente di lacrime. O cuore mio pareva si spezzasse. A capa mia mi teneva stretta in mano. Non volevo assai, frate e mamma mia. Non chiamare figlia mia, che a terra in coppa è bella assai. C'è sta un ciumo grosso grosso, come mare nostra. Ti parlare sta a casa tua, e il cuore ti chiamerà più poco. Sono passato 30 anni, e a voglia venire
è assai più forte. Allora, quando non viviamo l'ingonia, va con poco, chiudo l'occhio e vedo mare e 3 lacrime, torno a casa mia. Il mio paese. È bello e generoso il mio paese, che tra clivi dolci e apriche colline con caldi abbracci mi accoglie. E qui, con fanciullesca gioia, torno a respirare i profumi e ascoltare i suoni e le voci che ad ogni ora animano vicoli, strade e piazzette. Tutto intorno è un'armonia che mi porta a scoprire cose nuove e riscoprire quelle note solo a guardarle con occhi rigenerati dalla luce. È qui che si risvegliano emozioni e ricordi, sopiti nel profondo di un cuore che di nuovo, impaziente, sussulta. Sul Tirreno, sola, in compagnia dei miei pensieri, cammino sulla riva di questo Tirreno che di me fanciulla sogni e speranze rapì e nel suo vortice impetuoso trascinò. Ora che l'età si avanza, ma il cuore non si arrende, da te mare ritorno per chiederti di rendermi almeno la speranza, confusa tra i frutti burrascosi, che in queste terre, con nostalgia pensate, tornare a vivere potrò. E forse un grande amore, quale giovane sognai, io rivivrò. Il secondo tema è il paesaggio dell'anima. Il paesaggio dell'anima è racchiuso nel titolo di libri, Anima e versi, o versi dell'anima come li ha definiti qualcuno. È la sintesi di un ideale viaggio, sintesi tra ciò che è nel cuore e nella mente dell'autrice e le parole scritte sul foglio. Il titolo del libro vuole richiamare, sottolineare, sintetizzare un ideale viaggio, breve e lunghissimo, quasi una traccia duratura di una vita vissuta nelle gioie e nel dolore, come gli affetti e gli stacchi, gli incontri e gli abbandoni, tutto però pienamente assaporato fino in fondo. Ascoltiamo Di fronte al mare, viaggiare, torno a vederti. La presenza del mare accarezza i versi di queste poesie. L'autrice ci porta vicini al mare, abbastanza vicini da sentirne la salsedine e i profumi, ma tanto lontani da non essere raggiunti neppure da uno spruzzo di rimbalzo. Proprio come nella vita, dove i ricordi ci appaiono a volte così presenti e ingombranti, eppure dolorosamente sappiamo che di quei volti e di quei momenti non potremo afferrare che un vago sapore. Ma proprio il mare, questa grande massa di acqua, a volte tanto limpida da lasciar scorgere al suo interno le meraviglie sepolte e dimenticate, diventa il luogo dove ritrovare lo scrigno della propria anima. Napoli è mille colori, Napoli è mille paure, Napoli è voce e creatura, che sai chiano chiano e tu sai che non sei sola. Di fronte a te seduta, azzurro mare,
contemplano la tua bellezza, quest'oggi come un tempo, ormai lontano. Acque calme, lucenti e trasparenti, ridonano quiete a questo cuore. E qui vorrei restare con amore, trascorrere il mio tempo, costruendo sulla spiaggia casette con la sabbia e con i ciottoli bianchi, lisci dall'onda levigati, e costruirei nell'anima altri sogni, non più di età bambina. A tarda sera mi addormenterei al suono di gioiose voci confuse, al chiaro della luna che tesse fili d'oro sulle acque increspate, sulle onde argentate. Viaggiare. Per me, viaggiare è come rinascere. Nuova vita, amici nuovi, nuove mete da scoprire, mari nuovi da salpare e orizzonti che si allargano. Troppo angusti gli spazi, reali e fittizi, soffocanti e castranti, che mi stringono, mi attanagliano, mi spingono a volgere lo sguardo altrove, lontano, per ritrovare forse la luce che il resto della mia vita illumini. Torno a rivederti. Percorro il sentiero di erbe e di mirto odoroso che a te mi conduce. Affollata la mente e il cuore in tumulto, torno a rivederti, mare a me caro, per bagnarmi nelle acque cristalline, custodi di reconditi pensieri e vaghe promesse, e nel sussurro delle tue onde cerco le sue parole. Ora abbiamo detto che è un percorso emozionale e siamo arrivati al momento definito all'apparir del vero. E questo è il momento della presa visione, della consapevolezza, della realtà, della fine dei sogni, ma non delle speranze. È vero, le cose stanno così, è inutile sognare, sono svanite le illusioni e si vive la realtà. Ci si trova di fronte alla realtà ed è qui che si apre la sfida. Ascolteremo Sfida, ritorna la primavera, la felicità. Eccola qua Anna. Anna, non provate a cambiarla, non c'è riuscito nessuno, neppure la vita non facile che le è toccata in sorte. Coraggiosa come le eroine del suo amatissimo mondo greco, indomita ma mai in un modo ottuso. La poesia Sfida racchiude più di tutte l'essenza dell'apparir del vero. Anna dice: tu vita mi hai sfidato, ma non chinerò la testa, io ti affronterò e cercherò anche tra le nebbie il tuo tallone. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca, forse in Africa che importa. Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora. Tu dimmi quando, non guardarmi adesso. Mi aspettavo molto da te, vita. Non che al primo chiaror dell'alba tu mi dicessi: è già finita. Hai scelto me per accaderti, non mai voluto egoista, diviso 1000 volte il mio mantello, ripetuto come un mantra: non questo, non quello. Non mi so difendere con burle e beffe, non so far celia di me stessa, ma non leverò il pugno al cielo, non sfigurerò il viso in grugno. Cercherò fra le nebbie il tuo tallone, perché sono fiera, tosta e bella. Avrò un raggio dalle stelle e al rintoccare di quella agognata ora
Ti affronterò, ruffiano, senza paura. Ritorna la primavera. Ritorna la primavera. La annunciano tiepidi soffi di vento, violette timide e striscianti per vinche, recano in sé il profumo della natura che si risveglia. Rifioriscono i biancospini, i mandorli e i ciliegi, di verde si ammantano gli alberi. Ritorna il sorriso a illuminare il volto di una donna che nel suo cuore, con immutata speranza, dalla nuova stagione, giovinezza della vita, ancora si attende. E l'ultimo momento che troviamo nel libro è riservato a Amor tremendo. Amore è sentimento che ti fa gioire, che ti coinvolge totalmente, ma anche lo stesso che ti fa disperare, che quando non c'è più ti devasta, ti fa soffrire. Per chi ospita dentro di sé questi sentimenti di passione e tenerezza, è possibile aspettare con pazienza e fiducia un'altra notte, come quella di San Lorenzo, e altri passaggi, per credere realizzati i propri sogni e le proprie speranze. Ascoltiamo la notte di San Lorenzo, ispirandomi a Catullo, Tempesta. Se tu fossi qui, adesso io saprei cosa fare. Se tu fossi qui, non mi nasconderei davanti agli occhi tuoi. Ti direi quello che non ti ho detto mai. Sceglierei i momenti giusti da ricordare. Se tu fossi qui, a volte basta una parola. La notte di San Lorenzo. Per stare bene. Che desiderio esprimere, mi chiedo, a una stella cadente in questa notte di trepida attesa? Che tu fossi con me, che mi giurassi l'amore eterno, che mi stringessi forte in un abbraccio senza mai fine. Ma pur scrutando e penetrando il cielo, con occhi spalancati nel buio della notte, io non ti vedo, stella mia cadente. Forse hai deciso di cambiare rotta, di esaudire i desideri d'altri, visto che pure a te i miei sembrano irrealizzabili. Per questo allora tu furtivamente ti cedi dietro una nuvola scura, apparsa all'improvviso, e saldamente ti aggrappi al diamantino mantello della notte. Ma io continuerò ad attendere, a sperare e invocare il tuo luminoso abbraccio. Se non stanotte, sarà in un'altra che verrà. Ispirandomi a Catullo, ti chiedo venia, Catullo mio diletto, se indegnamente faccio mio questo tuo verso, difficile est longum subito deponere amorem. Mi manca il fiato, la mente si è annebbiata, il cuore lacerato, e non trovo che le tue parole a significare l'intima incapacità di deporre all'improvviso un lungo amore. Tempesta. Nuvole cupe minacciose si addensano, fulmini e saette spacciano il cielo, d'un tratto fattosi cupo. Tuoni roboanti per l'aria si diffondono e borbottando in lontananza si perdono. Una bora impetuosa flagella le onde che più alte di montagne si accavallano, rapide si rincorrono e spumose sulla riva vanno a naufragare.
Mirti, allori e corbezzoli arrendevoli al vento si flettono, poi, vinti dall'immane furia, si spezzano. Scrosci di pioggia, rumorosi e incessanti, precipitano dal cielo e crepitanti martellano sui vetri. Io, al sicuro nel mio porto e al riparo di una finestra, contemplo il mare senza orizzonte che si confonde col cielo, e intanto nel mio animo, più del mare agitato, prepotente si insinua il desiderio di te. Allora ai dolci ricordi mi abbandono e mi lascio accarezzare dal pensiero che al tuo arrivo anche il sereno tornerà. Adesso ascoltiamo due poesie che Anna ha scelto di leggere senza però inserirle nelle cornici di cui abbiamo sentito finora. Sono quelle che più di tutte la mettono a nudo nei suoi cari affetti familiari. Col suo modo di guardarci dentro, dimmi quando questa guerra finirà, noi che abbiamo un mondo da cambiare, noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare. Già mi emozionerò anche dopo tanto tempo. Allora, la prima di queste poesie è dedicata a mia sorella Silvana. Era una bambina di soli 10 anni quando morì, colpita da una leucemia fulminante. Ecco, neanche il tempo forse di rendersi conto della gravità della situazione, e tempo di vederla un'ultima volta, che con la sua camicina da notte raggiungeva il bagno, e l'indomani, mentre io le tenevo la mano nella mia mano e le mettevo uno smalto trasparente, perché era una bambina di 10 anni, anche un po' vanitosa, intelligentissima, di un'intelligenza straordinaria, mancò, esalò l'ultimo respiro. Eravamo nel 1970, sono passati tanti anni, ma io ancora mi commuovo. A Silvana. Ti ricorderò sempre, Silvana, dolcissima sorella, esile bambina dai boccoli biondi, occhi come carboni, intelligenza vivace, strappata alla vita, mentre disegnavi il futuro e coltivavi i sogni, pur tra le sofferenze di un male incurabile. Poi un giorno di ottobre ti porto via, consegnandoti all'eterna giovinezza. Per te non trascorsero più gli anni, né si festeggiarono compleanni. Passasti come cometa, illuminando di luce la buia via di chi, oltre il muro, senza te restava. Questa seconda poesia è nella mia lingua, di cui io non ho dimenticato nemmeno una parola, perché quella ce l'hai dentro, è nata con te, te la porti sempre dentro. Io non ho mai rinnegato le mie origini, e quando qualcuno mi fa notare dopo tanti anni io ho conservato il mio accento, perché amo il posto in cui vivo. Sono grata a tutte le persone che mi hanno accolto, mi hanno voluto bene, continuano a volermi bene e me ne danno dimostrazione ogni giorno, ma
la mia lingua io ce l'ho nel cuore perché mi riporta alla mia casa, alla mia famiglia numerosa. Io sono nata in una famiglia numerosa, eravamo 9 fratelli, ecco, e ci volevamo un bene da pazzi. Poi questa famiglia un po' alla volta si è quasi dimezzata, ecco, perché prima è morta mia sorella, poi è morto mio fratello giovanissimo di 37 anni con un infarto, e poi è morta mia sorella, non si sa di che cosa, poi è morto mio papà, è morta mia mamma, e l'anno scorso, ahimè, una delle mie sorelle, Lucia, di un male incurabile, ed è stata una cosa dolorosa, devastante per me, che in qualche maniera mi ha fatto rivedere tante cose, ecco, però sono contenta perché l'ho accompagnata per mesi in questo percorso doloroso e lo rifarei anche oggi, nonostante le sofferenze. Questa poesia è dedicata a mia mamma che a seguito di una meningite, quando aveva appena 25 anni mia mamma, fu colpita da questa malattia e non ha mai più sentito, ma potevano, come dire, buttare giù le bombe, ma mia mamma non sentiva niente, avvertiva solo le vibrazioni. Io sono la terza figlia, quindi sono la prima nata dopo la sua malattia, dopo la sua sordità. Quindi quello che mi ha fatto sempre male e che mia mamma mi chiedeva sempre: Anna, ma com'è la tua voce? Perché si ricordava appena quella delle mie sorelle un po' più grandi di me, ma la mia non l'ha mai conosciuta. E io non l'ho mai potuta chiamare mamma come tutti i bambini chiamano mamma, e la mamma ti risponde. Io ho dovuto imparare che per parlare con mia mamma dovevo andarle vicino, la dovevo toccare, mi dovevo mettere di fronte. Qualunque cosa io volessi dirle, io dovevo scandire. E quando mia mamma non capiva, prendevo carta e penna. Per fortuna mia mamma era andata a scuola, anche se aveva fatto soltanto la seconda elementare, ma sapeva leggere e scrivere. E allora io dicevo: mamma, leggi. E poche volte sbagliava gli accenti. E io dicevo: mamma, vedi, quando io mi fermo così, là ti devi fermare con la voce, ma poi che importa, anche se non indovini l'accento, fa lo stesso. Quindi questa poesia è dedicata a mia mamma. Quando ho ancora a sentire, ma la voglia di dei pensieri che mi portano lontano, a tanto tempo fa, e ti vedo bella e giovane, che con forza e con coraggio ti rinnanzi a sta casa e cresci alla mia creatura. Io ti chiamo una volta e poi tanta volta, ma tu non mi senti. Non posso capire ancora. Ti tira la veste e tu ti giri. E allora, piano piano, zitto, ti guardo e dico: mamma. È una parola dolce e tiene musica, che tu non puoi sentire. Quanta volta l'ha già detta, quanta volta avessi voluto che tu mi sentissi, quanta volta ti agnenna, oggi pregato che un santo tu facessi questo miracolo. E invece mamma, un miracolo te l'abbiamo fatto noi, ti abbiamo fatto sapere solamente cose belle e sparagnate tutte parole amare che ti potevano spezzare il cuore. Ma una cosa sola sono sicura: tu sempre l'hai sentita. O look nostro dell'amore, che forte ti è arrivata dritto al cuore. Spalancati fuori. La fai tu? No, allora. Allora, spalancati fuori è l'ultima poesia. Un cuore spalancato come in un grande, immenso abbraccio è il protagonista di questa bella poesia.
La felicità, quella vera, quella pura, può durare anche solo un attimo, ma ha il potere di trasformare lo sguardo. Sono persa. Ma ha il potere di trasformare lo sguardo, e allora diventa naturale augurarsi che sia un momento senza fine, per diluire così la fatica del vivere quotidiano, la stanchezza mortale sempre in agguato nella vita di ognuno. E allora spalancati cuore. Esporsi così alle gioie e ai colpi dolorosi, rendersi indifesi e inermi, è l'unico modo per ritrovare a qualunque età l'audacia, l'incoscienza e la gioia della giovinezza. E ti sento quando scende scala di corsa senza guardare, e ti vedo tutte le giornate correre e non va a faticare, ma pure più è lontana se ne va. Tutta vita così e ti stima per non morire, e aspetta che piova, l'acqua tempo ne va, tanto l'aria sarà. Spalancati cuore all'ineffabile gioia, ridete occhi, non più lucido di antico pianto, in questo breve attimo di pura felicità. Vorrei non finisse mai e accompagnasse le mie giornate. Scusate. E accompagnasse le mie giornate in crisi di malinconia. Io stessa mi sorprendo e mi commuovo di come la mia anima, stanca ma ancora bambina, pur tra pensieri e stagionate nostalgie, possa accogliere questi dolci e intensi sprazzi e farmi rifiorire sulle labbra un sorriso. Abbiamo detto che questo libro mette a nudo i sentimenti e abbiamo avuto la prova stasera di quanta intensità ci sono in queste parole, in questi versi. Anna, la vuoi fare? Allora, Anna ha deciso di fare un'ultima poesia di chiusura. Sì, allora, come dire, è un po' una sorpresa. E leggerò questa poesia dedicandola al mio compagno di vita, che è qua in sala, ma lui non sapeva niente. Tu sei la primavera della vita, la follia che rompe, il battito che pulsa, l'onda vorticosa che trascina il nome di cui assaporare la dolcezza. Tu sarai il mio respiro nei giorni che verranno, lo scrigno prezioso cui i segreti dell'anima affiderò e il porto sicuro che al riparo di tempeste e di affanni accoglierà la mia nave. Eccoci qua, al momento prima diceva Diego, qualcuno se vuole fare una riflessione, fare una domanda ad Anna,
lei è disponibile a rispondere compatibilmente con la commozione. Compatibilmente. Non dite che mi ho fatto commuovere tutti quanti e che non avete più parole. No, io riprendo la domanda Sì. su questo viaggio. Questo viaggio continua, dico. La Riva delle Stelle oppure... Sì, no. Continua con altre 1000 sfaccettature. Sì, con altre 1000 sfaccettature, ma continua. Non so se per la gioia o il dispiacere di tanta gente, insomma. Ecco. Mi sembrava doveroso, innanzitutto con me stessa, continuare questo viaggio che io ho intrapreso dopo tanti anni. Era un progetto, un sogno che avevo nel cassetto, ma ogni volta lasciavo là, abbandonavo l'idea, fin tanto che ho trovato la forza, il coraggio e anche la volontà di dire: beh, queste sono cose mie e le voglio fissare definitivamente sulla carta. Sono i miei sentimenti, sono me, mi rappresentano. Io non sono solo l'Anna Volpe che va a rompere le scatole in cerca di notizie, ma dagli amministratori a dire: c'è qualche novità oggi pomeriggio? Ecco, volevo far conoscere questa parte di me, questo aspetto di me. Ecco, credo di esserci riuscita, ma voglio continuare nella stessa direzione perché qualcosa, comincia a sfuggirmi, ecco, e siccome sono cose importanti per me, sono sensazioni che mi hanno accompagnato, emozioni, ricordi, pensieri, gioie, dolori, ecco, io li voglio, fissare sulla carta, e poi se, troveranno consenso, bene, ma io voglio continuare perché sono, continuano a parlare di me, continueranno a parlare di me, ecco, nient'altro. Per chi non avesse capito, il tu sei era dedicato ad Elmo. Allora ho tardato perché mi sono ripreso e mi sono anche colpito proprio un tonfo al cuore. Ringrazio delle parole che la poetessa ha forse esagerato, ha cercato di dare in me, insomma, io spero di essere un porticciolo, io non so se sarò il porto, se sarò un faro a cui appoggiarsi. Dico che farò di tutto per esserlo. E dico che questa è stata una vera carrellata, è stata una cosa che ti dà veramente, ti dà tutto lo spessore di solito non mi mancano le parole, ma adesso sono veramente commosso e ringrazio veramente, grazie. Abbiamo finito questa serata e Joanna, il tuo colore preferito che è il rosso, ti do a nome di tutti noi presenti questo omaggio di fiori. Martina deve consegnarti un omaggio. Posso dire solo due parole? Sono emozionatissima. Da un po' di anni il mese di settembre è per il Veneto il mese della lettura. Il Veneto legge. Stranamente, per una coincidenza o forse no, quest'anno la regione aveva dato come tema l'acqua
ed è uno dei temi che abbiamo sentito questa sera. Io mi sento di ringraziare Auser, di ringraziare Dio, di ringraziare soprattutto lei Anna, perché in una vita così frenetica che ognuno di noi ogni giorno ha, ci ha permesso di riflettere, di fermarci e di emozionarci e di pensare che il sole sorge sempre di nuovo. Grazie, e le consegno da parte dell'amministrazione dei segnalibri che abbiamo realizzato come comune e che credo le servirà per il suo prossimo libro. Grazie, e che aspettiamo. Ringrazio anch'io e tutti quelli che hanno voluto condividere con me, con l'amministrazione comunale, con Marinetta, con Diego e con tanti amici questa serata. Io spero che certe emozioni vi siano arrivate al cuore, ecco, sono autentiche e sono contenta di aver visto anche tanti miei ex allievi. Ecco, oggi qualche mamma che ha i figli adulti, ecco, e amici e amiche, grazie della vostra presenza. Grazie. E ti senti quando uscisca di corsa senza guardare e ti vedo tutte le giornate correre e ne va a faticare a punire giù e lontana se ne va tutta vita così e ta stipa per non morire e aspetta che piova l'acqua ti